Mi chiamo Renato Scanu, giornalista, radiocronista, professionista sportivo da oltre 30 anni, collaboratore professionale di radio e TV regionali e nazionali, seguendo tutti i campionati più importanti regionali e nazionali a partire dal lontano 1991, prima al seguito del Carbonia Calcio 1939 in tutti gli stadi più importanti della nostra meravigliosa Sardegna, poi dal 1993 inviato per la Serie A e per il campionato cadetto al seguito del Cagliari Calcio in tutti gli stadi d'Italia. Una esperienza affascinante che mi ha regalato immense emozioni professionali e personali per uno come me che fin dall'età di 6 anni sognava di arrivare ad essere un radiocronista sportivo, emulando le gesta dei mitici e indimenticabili Enrico Ameri e Sandro Ciotti che hanno fatto la storia della mitica trasmissione radiofonica Rai, Tutto il calcio minuto per minuto. Diciamo con molta modestia ma grande determinazione sono riuscito nell'intento, sempre nel mio piccolo, a raggiungere il mio vero sogno del cuore: descrivere le partite in diretta radio per tutti i radioascoltatori dalla tribuna stampa degli stadi nazionali. Negli ultimi 5 anni della mia amata carriera professionale trentennale ho deciso di rimescolare un po' di cose, ampliando il mio bagaglio culturale nel mondo del calcio, producendo un format televisivo denominato il Calcio on the Road, per i servizi speciali radio e TV da tutti i più importanti stadi internazionali e europei, soprattutto per il campionato inglese, francese, spagnolo e tedesco, oltre a partite di Europa League o di Champions League, un'altra esperienza indimenticabile che porterò per sempre nel mio cuore. Un giorno di 3 anni e mezzo fa, al rientro da una trasferta da Londra, dove avevo sviluppato uno speciale sui campioni del Chelsea dallo Stamford Bridge e naturalmente anche sul nostro campione di Oliena, il mio amico Gianfranco Zola, tuttora amatissimo nel Regno Unito, diventando Sir per volere della compianta regina Elisabetta d'Inghilterra. Scendo dall'aereo all'aeroporto di Cagliari e mi accorgo che stranamente le gambe sembravano come indurite, quasi bloccate, e sentii uno strano formicolio che non avevo mai avvertito. Mi preoccupò particolarmente e mi faccio portare immediatamente dal mio medico di famiglia, amico d'infanzia, il dottor Gian Giacomo Giacomina, il quale mi consiglia di effettuare tutte le analisi di rito che faccio nel giro di pochi giorni, dalle quali escono esiti non preoccupanti, solo una carenza di vitamina B12 che potrebbe essere la causa dei disturbi avvertiti. Parto per Roma da mia figlia per le festività natalizie e faccio una serie di iniezioni per la terapia in favore della vitamina B12. Le cose non cambiano di molto. Sento le gambe molli e stanchezza generale, tanto che ogni tanto ho necessità di sedermi proprio per riposare. Ritornato a Carbonia passo i miei giorni del Covid come tutti a casa, preoccupato però per queste fascicolazioni che mi tormentano i muscoli di tutto il corpo. Un giorno incontro un mio caro amico medico, al corrente della situazione, che mi dà un consiglio: prenotare presso uno specialista di Cagliari per effettuare un esame specifico sui muscoli chiamato elettromiografia. Dopo circa un'ora di visita, il dottore mi guarda con uno sguardo molto serio e mi chiede se sono solo o in compagnia.
rispondo che nella saletta d'attesa c'è mia moglie Liliana che mi attende. Mi fa cenno di farla entrare perché deve comunicarmi una cosa molto importante. C'è un attimo di ghiaccio. Il dottore ci guarda e dopo alcuni secondi mi chiede se voglio sapere di cosa si tratta. Muovo la testa e dico assolutamente sì. Risponde senza esitazione. Purtroppo devo dirvi, e vi giuro che non lo avrei mai voluto fare, che si tratta di SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Rimango impietrito per questa notizia che ti uccide moralmente, come se all'improvviso vedi una montagna che crolla e tu sei sotto immobile e non puoi fare niente per evitarla. Io e Liliana non riusciamo neanche a parlare. Salutiamo lo specialista ed usciamo velocemente da quell'ambulatorio che mi apparve come un ambiente tetro, dove praticamente mi hanno appena confermato la mia condanna a morte per una malattia terribile, al momento inguaribile. In macchina ci abbracciamo fortemente, piangendo a dirotto dalla disperazione perché immaginiamo a cosa si va incontro, sia per il malato grave che per la famiglia. Inizio dopo poco tempo una terapia presso il Policlinico di Cagliari nel reparto specializzato seguito dal bravissimo dottor Giuseppe Borghero. Dopo circa un anno di terapia presso il nosocomio di Monserrato, le mie illusioni e quelle dei miei amici malati di SLA svaniscono perentoriamente perché la terapia non ha dato nessun esito positivo su tutti i pazienti. Intanto le mie condizioni peggiorano visibilmente, ho difficoltà a mantenere la posizione verticale, non riuscendo ad avere più l'equilibrio inizio ad avere le prime cadute pericolose per cui ho bisogno assolutamente della sedia a rotelle. Continuo stoicamente a seguire per radio in diretta le partite del Carbonia Calcio nel campionato regionale nazionale dilettanti, sempre con la stessa passione mostrata nei miei 30 anni di carriera professionale radiofonica. Inizio ad avvertire problemi di fiato mentre commento le partite durante i 90 minuti di gioco. Tengo duro per il mio grande amore per la radio, che è la mia vita. Ma a un certo punto capisco di non potercela più fare. Ricordo l'ultima partita commentata. È stato come un lutto per aver perso un qualcosa che è veramente stata parte integrante della mia amata vita sportiva. La mia malattia ha iniziato ad invadere maggiormente tutto il mio corpo fino a portarmi sulla soglia della morte a fine dicembre 2021. L'intervento provvidenziale di mia moglie Liliana, chiamando immediatamente il 118 vedendo che il mostro ormai non mi permetteva più di respirare, mi ha praticamente salvato la vita. Il ricovero immediato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Sirai di Carbonia, dove il mio angelo custode, il dottor Leonardo Tola, insieme al suo fantastico staff, mi ha praticamente portato come nuovamente in vita. Mi ha praticato l'intervento chiamato tracheotomia, collegandomi ad una macchina che attraverso un tubo diretto in trachea mi permette di respirare normalmente e di poter uscire e addirittura fare il bagno al mare o in piscina. Per quanto riguarda l'alimentazione, mi hanno innestato un tubicino collegato allo stomaco che mi permette di alimentarmi 24 ore su 24 attraverso una sacca esterna che mi fornisce un alimento biologico e naturalmente l'acqua. Sono praticamente paralizzato totalmente, compresa la bocca e la lingua. Comunico con il mondo attraverso il mio sintetizzatore vocale che mi permette di scrivere a tutti per mezzo degli occhi. Vi garantisco la parte più emozionante della mia nuova vita. Voglio anche informare che nonostante tutto il mio cervello e la mia mente continuano ad essere normalmente operativi, no, non riuscirà la bestia maledetta a fermare la mia intelligenza finché
il Signore Gesù Cristo vorrà. Infatti, l'inviato speciale contro la SLA non molla mai. Ha prodotto un programma radio che va in onda ogni lunedì mattina alle ore 8:30 sulla emittente sulcitana Radio Luna Carbonia, in una rubrica sportiva denominata L'angolo dello sport a cura di Renato Scanu, dove analizzo settimanalmente il campionato cadetto che vede protagonista il nostro Cagliari Calcio, purtroppo finora alquanto deludente. In conclusione chiedo cortesemente in punta di piedi se eventualmente anche la vostra società volesse partecipare alla mia speciale iniziativa sociale denominata Una maglia per la SLA, che in 2 mesi ha raggiunto un successo inatteso con la partecipazione di oltre 100 club regionali, nazionali e internazionali che hanno dimostrato grande sensibilità e solidarietà nei miei confronti, regalandomi grandissime emozioni personali, facendomi scendere copiose lacrime sul viso. Ci tengo particolarmente ad informare che tutto questo non lo faccio per interesse personale, ma l'ho ideato per aiutare la ricerca scientifica che lavora giorno e notte per riuscire a trovare l'antidoto giusto per debellare definitivamente questa terribile patologia. Infatti ho deciso che attraverso la mia personale onlus, che sarà per sempre dedicata al mio nome, nominando presidente nazionale il mio grandissimo amico giornalista sportivo Luca Zanda, che si occuperà a partire dalla primavera del 2023 della speciale asta di tutte le maglie personalizzate che riuscirò a raccogliere per reperire il massimo dei proventi finanziari che donerò per metà al centro ricerca dell'ospedale Besta di Milano e l'altra metà al centro Nemo del Policlinico Gemelli di Roma, con la direzione del professor Sabatelli, che oltre 1 anno fa ho avuto l'onore di conoscere. L'inviato speciale contro la SLA promette di non mollare mai, finché il Signore Gesù Cristo mi darà la forza di combattere la bestia maledetta che ho in corpo. Gli irriducibili tengono sempre alta la testa, anche davanti alla morte. Che Dio ci protegga. Renato Scanu.